I droni non sono solo un sistema per realizzare immagini spettacolari, né solo un velivolo militare. Nel campo dell'intelligence hanno ovviamente applicazioni che possono essere utili per acquisire prove per le forze dell'ordine. Per questo a Cittadella un corso di formazione prepara agenti di polizia giudiziaria di molte forze dell'ordine e polizie locali. Per esempio esiste la Digital Forensic, che significa acquisire prove di crimini perpetrati da droni nel modo corretto. Ce ne sono tantissimi, è un pochettino come i cellulari. I software che utilizziamo possono analizzare 7-8 mila tipi di cellulari, quindi di droni ce ne sono almeno altrettanti per quanto riguarda la particolarità. La particolarità del drone è che ci sono sì droni commerciali, ma ci sono anche droni open source. I droni open source sono infiniti. Una battaglia estremamente complicata, un ruolo del tutto nuovo con i droni è quello della polizia locale di Cittadella, che fa da apripista, un sistema utile per il contrasto alle coltivazioni di marijuana, per esempio, come pure per il controllo di reati sul territorio. Questo sì, abuso edilizio, ma anche un deposito controllato di rifiuti, oppure un sito incontaminato dove lo stesso agente di polizia interviene e rischia di essere incontaminato. Il drone sostituisce fa venire a zero questa problematica, perché il sorvolo mi fa il video, mi fa le misure, mi fa tutto, io stilo notizie reatto, stilo l'accertamento urgente in stato luoghi, tutto in tempo reale e ho già la confezione del prodotto. E per quanto riguarda l'uso dei droni, meglio non scherzare, senza le necessarie autorizzazioni e assicurazioni le sanzioni ora vanno da 50 a 100.000 euro, cifre di autentico terrore.